direttore del comune di Povoletto, Manuele Sara dell'azienda Sara e Sara. Ci presenta 3 vini della sua azienda, abbiamo un friulano, un refosco e un vino d'eccellenza. Manuele, a te la parola. Bene, qui in esposizione ho portato del friulano, annata 2018, del refosco dal Peduncolo Rosso, annata 2018, e un piccoli che diciamo è il nostro vitigno storicamente più presente nella nostra zona, che ci troviamo a nord dei colli orientali. E partirei con spiegare brevemente la vinificazione, il terreno, da dove... Questo è un friulano 100%, le uve vengono vinificate in una particella, diciamo siamo in cima alla collina sui 240 metri sopra il livello del mare, e l'uva viene raccolta, viene fatta una pressatura a soffice, si va a estrarre il mosto fiore, che il mosto diciamo è la parte più nobile della massa, e si fa partire una fermentazione in acciaio per poi trasferirlo nel legno e fa un affinamento all'incirca di 12 mesi e poi viene messo in bottiglia. Su questo vitigno, dalle analisi state fatte, eseguite, abbiamo rilevato una percentuale di calcare attivo più elevata rispetto agli altri vigneti che abbiamo nella zona collinare, e per questo motivo principale abbiamo deciso di diversificare la vinificazione rispetto all'altra partita, diciamo, di Friulano. E poi abbiamo del refosco 218, qui siamo ad altitudini più elevate, qui siamo sui 270 metri sopra il livello del mare, esposizione sud-ovest, che diciamo è un'esposizione che esalta le caratteristiche dei vini rossi per le maggiori ore sole durante il giorno e di conseguenza temperature più elevate che esaltano la peculiarità del refosco. E infine abbiamo del piccoli, questo è il nostro vitigno principe, diciamo. E la peculiarità del Picolit è questo aborto floreale, cioè nel periodo di fioritura, e molti fiori, anziché allegare, quindi andare a bacca, cadono, un aborto proprio, e rimangono pochissimi acini per grappolo, quindi ne risulterà poi un vino molto più consistente, diciamo. Noi lo vinifichiamo, questa è un'annata 2,15, c'è un 35% di botryte. Noi praticamente raccogliamo l'uva a maturazione ottimale, la mettiamo nelle cassettine di appassimento e il restante 30-35% l'uva viene lasciata in surmaturazione sulla pianta per far sì che si sviluppi la botryte nobile, e quindi questo ha un 35% di botryte, il resto è un appassimento naturale e con una parte di botryte fatta su cassettina che dà diciamo delle caratteristiche diverse rispetto alla botryte fatta in pianta. Quella in pianta dà più freschezza, mentre quella fatta sulle cassettine dà più grassezza e consistenza al vino. Grazie per averci illustrato questi vini e per averci spiegato anche la differenza nella passitura del Picolit. Grazie a voi.